sono 670 giorni dal referendum, sono passati 15 mesi col passato governo, abbiamo visto zero, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, ma poi alla fine il Consiglio dei Ministri non ha mai deliberato una proposta da presentare alle regioni. Il nuovo governo giallorosso è al lavoro da meno di 24 ore e il governatore del Veneto Luca Zaia torna alla carica sul tema autonomia, senza risparmiare però una frecciata al precedente esecutivo Lega 5 Stelle. Zaia risponde poi alle dichiarazioni rilasciate dal neo ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha parlato della volontà dell'esecutivo di pacificare il paese, sottolineando che non c'è nessuna guerra tra ricchi e poveri. Noi viviamo in un paese che ha bisogno di far sì che tutti si tengano per mano, e le disuguaglianze dobbiamo colmarle e lo possiamo fare aiutandoci e consentendo alla Costituzione di essere rispettata. Dice delle ovvietà il ministro Boccia, perché se ci pensate tutto quello che dice è scritto in Costituzione. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie, la Costituzione dice che il governo ha l'obbligo di rispondere e fare una sua proposta. Vediamo qual è la proposta, perché poi valuteremo la proposta e quindi sappiamo se ci prendono in giro oppure no. Il ministro Boccia ha parlato di un'autonomia non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, ma per tutte le regioni perché, ha aggiunto, nord e sud devono prendersi per mano. Ha poi espresso l'intenzione di incontrare al più presto tutti i governatori, a partire proprio da Zaia e Fontana. Di incontri ne facciamo quanti vuole, però noi vogliamo vedere i fatti, perché a tutt'oggi, dopo tutti questi mesi, dopo tutti questi anni, esiste la proposta scritta nero su bianco del Veneto, ma non esiste nulla da parte del governo. Il nord ha bisogno di un sud forte e il sud ha bisogno di un nord che si senta anche sud, ha concluso Boccia, che traccia il punto di partenza da cui far partire la trattativa. Penso che mai come in questo momento si debba ripartire da quel punto di contatto che era già stato trovato dal Presidente Conte e dal Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna. Di là si riparte. La Costituzione dice che il progetto è sartoriale, ogni regione fa il suo, punto. Poi io sono stanco di questi discorsi, scrivano nero su bianco cosa vogliono proporsi, poi gli italiani, i cittadini, i veneti valuteranno.